Prima giornata della fase playoff del campionato allievi provinciali messinese. Ben ritrovati amici appassionati a Claudio Costanzo dal Gardesport di Mili Marina per raccontarvi della sfida tra Real Ritiro e Milazzo Academy, padroni di casa del presidente Tavilla, che nella loro regular season hanno ottenuto la quarta posizione in classifica con 21 punti accumulati in 14 giornate del girone B. Ospitavano invece la Milazzo Academy, seconda forza del loro girone, con 23 punti in 12 giornate. Dirigerà l'incontro il signor Carmelo Venuto della sezione di Messina, quando possiamo passare a dare uno sguardo ai 22 che si sono affrontati in campo, partendo dai padroni di casa del Real Ritiro, che si dispongono con Tavilla, Di Pietro, Calascione, Pugliafido, Gemelli, Ruggeri, De Francesco, Leanza, Rosano, Surace e Calabrò. Risponde la Milazzo Academy con Di Paola, Basile, Anania, Calvo, Giunta, Di Bella, Zanca, Crisafulli, Sciabai, Torre e Del Bello. Maglia bianca con inserti rosso-blu per i padroni di casa del Real Ritiro, completo rosso con inserti blu scuro per gli ospiti della Milazzo Academy. Le due squadre qui disposte a centrocampo a scambiarsi un cenno d'intesa prima di poter passare a fare sul serio sul rettangolo verde del Gardesport di Mili Marina. Un'occhiata al cronometro infatti per il direttore di gara Venuto e poi si potrà partire. Primo possesso gestito dalla Milazzo Academy, che attaccherà da sinistra verso destra e prova subito a rendersi pericolosa verso la porta di Tavilla, con questo traversone alla destra che prova a pescare l'inserimento sul primo palo di Sciabai. Il suo tentativo termina a fondo campo. Ancora il numero 9 però della formazione mirazzese a fare a sportellate contro tutta la retroguardia del Real Ritiro. Viene fermato solo dalla parte alta della traversa della porta difesa da Tavilla. Occhio però alle ripartenze degli Aquilotti, che qui potrebbero involarsi verso la porta difesa da Di Paola. Viene però segnalato un offside scellerato da parte del direttore di gara Venuto. Si sarebbe involato a tu per tu contro il numero 1 milazzese. Occhio però alla Milazzo Academy dall'altro lato, ancora con Sciabai, che prova a rendersi pericoloso verso la porta di Tavilla. Riuscirà a trovare il gol del vantaggio con questa penetrazione centrale di Domenico Crisafulli, classe 2001, che spacca in due la difesa del Real Ritiro. E a tu per tu con Tavilla non sbaglia, freddandolo sul primo palo. Sembra piuttosto netto come in basso a sinistra dello schermo ci sia il terzino destro del Real Ritiro che tenga in gioco il classe 2001 e la formazione milazzese, che può così involarsi verso il numero 1 della formazione del Real Ritiro e portare in vantaggio la squadra ospite. Prova a rispondere il Real Ritiro dall'altro lato con questa azione manovrata dal binario mancino, che va a pescare Calabrò. Prova a districarsi tra diverse maglie avversarie, risulta debole il suo destro. Lo stesso numero 11 mister De Francesco in questo primo tempo a provarci con insistenza. Questa volta il tiro a giro risulta scialbo, debole e termina al lato della porta difesa da Di Paola. Ci proverà sempre dal binario mancino, questa volta con Calascione, che va via, colpisce solo la parte esterna del palo prima di trovare però il gol del pareggio grazie a questa ottima sforbiciata di Manuel Calabrò. Alla Zlatan Ibrahimovic riesce a coordinarsi in area e a battere l'estremo difensore milazzese Di Paola per il pareggio degli Aquilotti di mister Di Francesco proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Infatti a seguire arriva il duplice fischio del direttore di gara Venuto. All'iniziale vantaggio di Crisafulli ha risposto nel finale di primo tempo Manuel Calabrò. Con questa spettacolare sforbiciata aerea possiamo tornare in campo grazie all'ausilio delle immagini a cura di Francesco Morabito. Real Ritiro che sembra aver trovato la verve giusta per mettere sotto torchio la difesa della Milazzo Academy, che qui però fa tutto da solo. Infatti la sfortunata deviazione di Salvatore Giunta, classe 2001, inganna il proprio estremo difensore e regala il vantaggio al Real Ritiro. Sfortunato in questo caso il difensore centrale della formazione rosso-blu, che qui viene rincuorato da un compagno. Si riverserà subito in avanti la formazione milazzese con una serie infinita di calci d'angolo. Prova a sfruttare il forte vento a favore, non è stata fortunata nel caso. Dall'altro lato invece ci prova il Real Ritiro con questa azione personale di Rosano. Il mancino sibilla di poco alto sulla traversa, quando dall'altro lato ci prova di nuovo la Milazzo Academy con queste traiettorie insidiose per Tavilla. Nell'occasione era stato Samuele Calvo e non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Arriva il primo cambio per mister De Francesco con Calascione, che lascia spazio a Valveri quando siamo al 62esimo minuto di gioco, e continuano i pericoli dalle parti di Tavilla con il forte vento che rende ancora più velenose le traiettorie dei ragazzi milazzesi, che qui infatti dal calcio d'angolo troveranno con questo corner carico d'effetto il gol del pari firmato Del Bello al 63esimo minuto di gioco. Di nuovo in parità il risultato. Del Bello direttamente da calcio d'angolo beffa Tavilla, che poteva poco e nulla nell'occasione. Il forte vento infatti ha condizionato e come in questo secondo tempo Milazzo Academy vorrebbe chiudere addirittura in avanti. Qui può sfruttare il retropassaggio
della difesa del Real ritiro e la punizione a 2 in area. E attenta però la retroguardia di mister De Francesco ad allontanare il pericolo. Chiude in avanti la formazione milazzese, che avrà una ghiotta occasione ancora con Shabai. E attento nell'occasione il numero 6 Giovanni Ruggeri a sventare il pericolo. Arriva il secondo cambio con Calabro che lascia spazio ad Arena quando siamo al 75esimo minuto di gioco. A seguire verrà allontanato dalla panchina per proteste anche mister De Francesco da parte del direttore di gara Venuto. Partita bella, le occasioni si susseguono. Ora è il Real ritiro a spingere sull'acceleratore in questo finale, producendo delle buone occasioni dalle parti di Di Paola, la più ghiotta proprio sul triplice fischio di finale, con questo destro di Surace che dà quasi l'illusione del gol. Carico di effetto il suo destro a giro, termina a fondo campo. A seguire il triplice fischio del direttore di gara Venuto, termina per 2-2 la prima giornata della fase playoff del campionato allievi provinciali. All'iniziale vantaggio di Shabai ha risposto nel primo tempo Calabro. Prima di trovare il vantaggio gli Aquilotti con l'autogol di giunta fissa il risultato sul 2-2. Il corner di Bello. Un saluto da Claudio Costanzo e alla prossima.